Oggi con Stefania Battistini si conclude questo ciclo di incontri dedicato alla festa dell'8 marzo con una testimonianza abbastanza forte, un personaggio sicuramente molto molto interessante perché è inviata di guerra e potrà dare la sua testimonianza diretta di cosa vuol dire appunto guerra. Sì, diciamo che oggi abbiamo questo dulcis in fundo rispetto a una 10 giorni dedicata ai temi delle donne, temi che sono stati attraversati per noi tutti da un fil rouge che ha fatto riferimento alla guerra. Oggi concludiamo con la presenza straordinaria di Stefania Battistini, inviata di punta del TG1 sin dal primo momento dello scoppio del conflitto in Ucraina, quel 24 febbraio del 22, che personalmente mi ha immediatamente catturata, intanto perché donna che in un territorio così devastato e colpito dalla guerra va a raccontare storie di donne e non solo, di donne e di bambini, chiaramente incurante del pericolo, quindi anche questo diciamo un po' nell'immaginario collettivo e nel mondo degli stereotipi mal si addice con la figura femminile. Invece una donna che con caschetto e microfono è stata ai nostri occhi, la nostra bocca e le nostre orecchie di un conflitto come quello dell'Ucraina, che ancora rappresenta una grave piaga per il mondo intero, direi, ma anche del territorio israelo-palestinese, dove è stata inviata nell'ottobre scorso. Quindi sicuramente una testimonianza di grande prestigio che arricchisce ancora una volta e ancora di più la formazione dei nostri ragazzi. Stefania Battistini, inviata di guerra del TG1, oggi qui ad Agrigento per parlare della guerra ingiusta, racconta immagini dell'Ucraina sotto le bombe. Una valutazione, ecco, cosa potrà dire ai ragazzi di questa sua esperienza? Ma io sono felicissima di essere qui ad Agrigento e di parlare con questi ragazzi, perché io ho da imparare da loro, per capire dai loro occhi cosa hanno percepito di questa guerra e come noi del mondo della comunicazione siamo riusciti a far passare dei messaggi tra talk show in cui sono stati invitati veramente cosiddetti esperti che hanno raccontato insomma delle cose molto lontane da quelle che noi inviati vedevamo con i nostri occhi. Per me è importante portare una testimonianza di una persona che c'era 10 giorni prima dell'invasione, io come tanti altri colleghi, e che è rimasta in questi 2 anni, di raccontare quell'umanità aggredita dall'invasione russa, che ancora resiste sotto le bombe e che ci racconta una storia di grande forza, di voglia di libertà e di indipendenza. Spero che arrivi questa forza. Senti, il Papa domenica ha detto un po' che sarebbe il caso di arrivare a un armistizio, insomma una pace, insomma issare la bandiera bianca. Cosa ne pensa lei di questo appello del Papa? Ma io spero che il Papa insomma si occupi ovviamente dell'umanità, delle anime, ha fatto un grandissimo lavoro per lo scambio dei prigionieri, per far tornare i bambini ucraini rapiti dai russi. C'è un mandato di arresto internazionale che pende sulla testa di pugni della commissaria per i diritti umani per questo, quindi insomma la Corte Penale Internazionale ha definito Putin un criminale di guerra, per cui insomma il Papa ha fatto molto per questi bambini ucraini e per i prigionieri di guerra di entrambi gli eserciti. Io credo che il Papa abbia già chiarito quello che volesse dire, spera appunto nel minor numero di vittime possibili, poi insomma invece le dinamiche di guerra spetta agli stati decidere, il popolo ucraino per primo decidere se vuole continuare a resistere, se non vuole cedere parte del suo territorio, della sua vita, della costruzione di un suo futuro, che dipende soltanto dalla volontà degli ucraini. Non possiamo decidere per loro, mai, per nessuno. Ultima domanda, cosa le è rimasto dentro di questa esperienza? Ma noi abbiamo appena visto un lavoro dei ragazzi meraviglioso che racconta la storia di questi due innamorati, un soldato al fronte e una donna che lo aspetta, che è venuta qui in Italia, e mi sono venute ancora le lacrime agli occhi, perché è la storia di queste umanità, tante piccole umanità, tanti piccole storie di individui che ci hanno raccontato cosa significhi resistere, l'abbandonare il proprio lavoro normale perché facevano la nostra vita, si sono visti arrivare i carri armati, hanno dovuto incrociare le armi, non sapevano neanche cosa fosse un'arma, un Kalashnikov, e si sono messi a combattere. Questa umanità, questa dignità, questo anelito verso la libertà che mi ha insegnato moltissimo. Mi chiamo Jaroslava Shuban, sono arrivata qui dall'Ucraina, sono arrivata il marzo 2022, mi trovo al liceo scientifico benissimo, sono arrivata al nostro liceo a febbraio.
Ecco, come ti pare la città? C'è una tua impressione? Bellissimo. Diciamo, quando vedi anche l'Ucraina, la guerra, cosa pensi? Ecco, qualcosa di intimo vorremmo sapere. Ovviamente mi fa malissimo, è un colpo che non mi passerà mai, come me, come a tutti i miei parenti. Io mi trovo qui da sola, quindi mi manca tantissimo la mia mamma e il mio papà ed è abbastanza difficile. Però sempre questa città, questo sole di Sicilia mi fa brillare. Quindi hai trovato una bella accoglienza qui, anche a Leonardo? Sì, i professori, i ragazzi sono gentilissimi, mi trovo come con una mia famiglia, con i miei fratelli e sorelle. Allora, il giorno qui dovevamo andare via, c'era mio papà che lo dovevamo lasciare lì per forza in Ucraina e c'era il bus dove tutte le donne piangevano, io e il mio fratellino piccolino e già mio papà non lo vedo per 2 anni, questa è una cosa che mi è rimasta proprio in cuore.